Nino Vaccara di Mazara del Vallo si affrontano Mazara 46 e Don Carlo Misilmeri per la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Girone A partono meglio gli uomini guidati da Tommaso Napoli, anche se in questa prima occasione è il Mazara 46 a tentare la conclusione su palla inattiva, l'uscita di Zummo, il colpo di testa di Jammeh che non inquadra lo specchio della porta. Poi al 6° minuto azione sulla destra con il cross che arriva sul secondo palo, Ricciulli di testa per Maltese che realizza il gol dell'1-0, seconda partita consecutiva a bersaglio per l'attaccante arrivato a dicembre alla corte della Don Carlo Misilmeri che sblocca la partita e continua a giocare un calcio offensivo con Ricciulli che prova il destro, palla deviata, finisce fuori, sarà calcio d'angolo. Dall'altra parte il Mazara 46 si affida alle palle inattive come nel caso di Rosella, punizione deviata e Zummo si supera con un grande intervento, colpo di reni importante del numero 1 della Don Carlo. Qui attacca ancora la squadra biancorossa con Federico e si presenta davanti a Cheba, deviazione provvidenziale e palla messa in calcio d'angolo. Ancora però il Mazara 46 che cerca di reagire con Erbini, la palla allargata per Murania, a tu per tu con Zummo, l'intervento distinto puro da parte del portiere della Don Carlo che qui perde una brutta palla, allora Locascio ci prova, conclusione che si perde però sul fondo, angolo al minuto 43 per la formazione di mister Domenicali con la palla che arriva in area, in qualche modo prova a coordinarsi Locascio ma non trova la porta. Allora con le immagini passiamo al secondo tempo con Cristaldi appena entrato in campo, subito molto intraprendente, palla messa indietro per Locascio che spreca clamorosamente la palla del possibile 1-1. Si aprono praterie per la Don Carlo, qui Maltese riesce a scattare in posizione regolare a tu per tu con Cheba, bravissimo il portiere del Mazara 46 a metterla fuori, ma 5 minuti più tardi azione avvolgente della Don Carlo Misilmeri, palla che arriva a Pellegrino, il servizio per Ricciulli che riesce ad anticipare Russo, poi prova con il destro, palla a fil di palo, 2-0, esultanza danzante per l'ex esterno del Mazara che torna a Nino Vaccara e segna il gol del 2-0 a 25 minuti dalla fine. Poi attacca a testa bassa il Mazara 46, qui combinazione tra nuovi entrati, Cristaldi per Perrone, palla fuori, scatta sul fuorigioco Ricciulli, conclusione stoppata da Jammeh e occasione che se ne va per il possibile 3-0 della Don Carlo. Qui perde una brutta palla Federico e allora Locascio si presenta al limite, va a calciare, c'è la deviazione di Pellegrino, palla sopra la traversa, calcio d'angolo per il Mazara 46. Andiamo direttamente al recupero, la punizione da parte di Ferraù, un mancino che si perde sopra la traversa. Poco più tardi tentativo di pace con il cross sul secondo palo, la palla controllata e calciata da Locascio, grande parata di Zummo con i piedi, siamo ormai all'epilogo, calcio di punizione ancora per il Mazara 46, va pace, ex di turno, palla sopra la traversa e su questo tiro l'arbitro Abadi Caltanissetta fischia 3 volte. Don Carlo Misilmeri che torna a vincere anche lontano da casa. Da Sportisili è tutto, alla prossima.